La nave Open Arms dell'omonima ONG spagnola è giunta e attraccato a Porto Empedocle. Resterà alla banchina sotto sequestro, un provvedimento preventivo che dovrà essere convalidato dal GIP del Tribunale, firmato dal procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio. Nei prossimi giorni non è escluso che la nave venga sottoposta ad ulteriori accertamenti. Non è finita, anzi forse per la Procura di Agrigento è appena iniziata. L'inchiesta per rifiuto e omissione di atti d'ufficio è ancora a carico di ignoti e non è escluso che nelle prossime ore si arrivi all'iscrizione di qualcuno nel registro degli indagati. Ma c'è poi il fascicolo per sequestro di persone e quello classico per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e c'è perfino un esposto contro il prefetto di Agrigento Dario Caputo, oltre che una denuncia fatta da Legambiente Sicilia contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Un bel da fare dunque soltanto per il caso Open Arms per i magistrati che lavorano al quinto piano del Tribunale. Occorre verificare se la situazione emergenziale emersa nei giorni scorsi a seguito della permanenza per diversi giorni della nave Open Arms a largo delle acque nazionali e confermata dai medici in occasione dell'ispezione sia il frutto del rifiuto posto in essere dalle autorità competenti ad ammettere i provvedimenti necessari per ragioni di igiene e sanità. Lo scrive spiegando le ragioni del fascicolo per rifiuto e omissione di atti d'ufficio che è ancora a carico di ignoti il procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio. La condotta attiva consiste nell'indebito rifiuto da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di un atto indifferibile e doveroso motivato da ragioni, tra le altre di igiene e sanità, spiega nel provvedimento di sequestro preventivo il capo dei PM di Agrigento. La volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di non voler compiere l'atto dovuto deve essere manifestata, argomenta Patronaggio, ma la manifestazione può avvenire anche attraverso un comportamento meramente implicito. Patronaggio ha evidenziato anche la mancata assegnazione di un porto sicuro alla nave Open Arms da parte delle autorità italiane, anche in seguito al provvedimento del TAR del Lazio che autorizzava l'ingresso dell'imbarcazione in acque territoriali. Una situazione che ha determinato l'esasperazione dei migranti a bordo, culminata, sottolinea il procuratore Patronaggio, con il tentativo di numerosi migranti di gettarsi in mare per raggiungere le coste di Lampedusa, anche a costo di mettere in pericolo la propria incolumità e quella degli operatori.